Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio, buon pranzo, eccoci pronti per iniziare con la terza puntata di questo nuovo programma che ormai ogni martedì ed ogni sabato pomeriggio dalle ore 13.30 alle ore 14 vi tiene compagnia. 30 minuti con fantastico programma ideato da Nino Marchi e Mario Parisi, appunto giunto nella terza puntata, quest'oggi, terza puntata, 30 minuti con, dedicati a lei, una donna. Abbiamo con noi Valeria, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. Come Ciao Mary. stai, cara? Bene, bene. Tutto bene? Tutto bene. Oh, che bello, guarda, sono contenta. La prima puntata con una donna, non che non voglia bene ai ragazzi, però tra donne risulta un pochino diverso. Sì, è più facile. È vero, è molto molto piacevole. Allora, Valeria, iniziamo subito con la prima domanda che ci tengo particolarmente a fartela, dato che tu sei mamma, Sì, quindi perfetto. penso che è un pochino difficile. Voglio iniziare con il chiederti subito come nasce Valeria artisticamente, questa passione, questa voglia di cantare, di musica, ecco. Questa passione nasce fin da piccola. Mi ricordo che mi chiudevo nella mia cameretta e cantavo a squarciagola. A casa come a me papà? Sì. Poi una volta che mi sono sposata presto e sono diventata mamma molto presto, ho lasciato. Però adesso che i miei figli sono molto indipendenti e sono più grandi, ho ripreso di nuovo questa mia passione. E così... Un sogno che diventa realtà. Sì, un giorno ho conosciuto per caso Angelo Mauro, che salutiamo, Certo. che ha scritto un singolo, Tu m'ha fatta innamorare. Che è un singolo tra l'altro bellissimo. Sì, nonché Adesso la dopo mia ne parliamo. storia, sì. Ah, è proprio tua Sì, questa? sì. Oh, dopo È un mi amore, sì. Un amore, diceva? Un amore che nasce da piccoli e creano questo matrimonio con 3 bambini e quindi non è altro che la mia realtà, la mia storia. Quindi diciamo che questa Angelo Mauro l'ha scritta per te proprio, gli hai chiesto, cioè in un certo senso tu gli hai raccontato la tua vita Sì. e lui ti ha scritto la canzone. Sì, perfetto. E ti rispecchia bene, si vede perché sei venuta fuori con un singolo favoloso perché piace Grazie. tantissimo a tutti. E dicevo, ma allora tu da piccola a casa cantavi, Sì, ma sì. cantavi anche, ti è mai capitato? Andavi karaoke? Sì, anche questo, sì. Sì, Oppure sì. magari nelle feste con i tuoi amici cantavi? Sì, dove c'era il canto c'ero io. C'era Valeria, poi Sì. ovviamente appunto come dicevi tu ti sei fermata essendo ancora molto giovane. Sì, sono dedicata ai miei figli. Che però è una bella cosa. Sì, questo sì. Cioè, allora tu sei giovanissima, è vero che diciamo che in un momento in cui eri più giovane hai tralasciato il canto, però adesso ti ci puoi dedicare a 360 sì, gradi. adesso mi sto prendendo un po' di tempo per me. E questo credo che i tuoi figli sono molto contenti di questa cosa. Sì, e poi è bello vedere i miei figli cantare le mie canzoni, non c'è cosa più bella. Loro sono i tuoi primi fan. Sì, perfetto. Come penso tuo marito, perché Sì, anche. lui credo che sia colui che ti ha spinto Sì, all'inizio. che è oppure sempre no? presente. Sì, perfetto, è come dici tu. Lui capiva che Lui, sì, e capiva che avevo questo sogno e lui pian piano, passo dopo passo, è riuscito a farmelo avverare. Ma senti, ma lui è uno che si mette lì magari insieme a te quando devi cantare e ti vuole sentire, ti dice amore, sai, magari questa cosa farla così, no, questa farla così, oppure lui sta in Sì. disparte e fa fare tutto a te? No, è sempre presente e mi dà consigli. Sempre? Sì. E tu li accetti oppure no? Ogni tanto. C'è qualcosa che adesso lui, il marito, è qui vicino a noi facciamo finta di niente, come se non ci fosse. Parliamo io e te. C'è qualche volta che invece dici mamma mia, vai, statti là tranquillino che questa è cosa mia, la faccio io. Ogni tanto sì. Vero? Sì. Vabbè, è normale. Però è bello anche che lui ci vuole essere. È sempre presente, sì, questo sì. E che è così presente, infatti. E invece piccolini cosa pensano della mamma cantante? E sono orgogliosi e fieri. Infatti, come ti dicevo, sanno tutte le mie canzoni a memoria. Ma quando erano magari piccolini, Sì. no? Tu andavi lì a cantargli la ninna nanna, ne approfittavi di questa cosa e ti mettevi lì a cantargli la ninna nanna? Sì, però ti devo dire la verità. Sì. Loro non erano tanto felici. No? Perché loro dormivano solo col cuscino in Ah, va faccia. bene, dai, allora erano amanti, diciamo, del silenzio. sì. Va bene, ok. Senti, dopo tu mi hai Dimmi. fatto innamorare, sei venuta fuori con un altro singolo Un altro molto singolo, bello. Sì, Bouchard. Sì, ma questa l'hai chiesta tu o no? Questa è venuta fuori da No, sola? questa è venuta fuori da sola. Infatti, perché altrimenti sto dicendo bugiarda. A chi la dedichiamo? No, questa è venuta no. fuori da sola. Anche se ci sono in giro tanti uomini Bouchard. Sì, È vabbè, vero. quello è sempre, fa parte della quotidianità, quindi Sì. su questa cosa non possiamo farci niente. Dopo Bouchard c'è stato il terzo singolo, Sì, Paglia e fuoco. Paglia e fuoco, altro singolo molto molto bello. Sì, un testo davvero Sempre- bellissimo. Sempre scritto da Angelo Mauro questo? Sì,
Quindi, Tutti e 3 singoli. Quindi diciamo che tu sei venuta fuori con tutti e 3 i singoli scritti appositamente per te da parte di Angelo Mauro. Perfetto. Ma lui che cosa ha fatto? È arrivato, ti ha detto: Valeria, guarda, ho fatto questo, dimmi cosa ne pensi. Oppure così, le scelti tu? No, insieme. C'erano varie proposte e insieme abbiamo scelto. Tranne tu mi hai fatto innamorare. Tranne quello, perché quella è la mia storia, la realtà. Perfetto. E allora a questo punto direi di andarci ad ascoltare proprio uno dei tuoi brani, Valeria. Ci andiamo ad ascoltare Bouchard e ritorniamo qui sempre in diretta dalla Blue Music 30 minuti con Valeria. Giurato amore, io t'ho giurato cuore, oggi creduto a te, che scema che sono stata, sto cuore l'ha imbrogliata, non t'ho già visto più, lontana sei volata, e più innamorata, non ti saccio scordare, non ti saccio scordare. Cresce dentro me, io nata tornare, lontana sei volata, e più innamorata, non ti saccio scordare, non ti saccio scordare. Bugiardo sei stato tu con me, una casa, una famiglia, una promessa insieme a te. Bugiardo.
E siamo ritornate in diretta dalla Blue Music per questo pranzo insieme. Ormai è diventata un'abitudine il martedì, ricordiamolo, andiamo in replica anche il sabato, sempre dalle 13:30 alle ore 14. Dicevo, siamo ritornate dopo aver ascoltato il secondo singolo della nostra Valeria, ovvero Bouchard. Sì, perfetto, rieccoci qui. Da dedicare a tutti i bugiardi. A tutti i bugiardi. Ecco, che sono tanti. Che ce ne stanno. Ecco, parecchi direi Sì, anche. sì. Senti Vale, parliamo adesso di una cosa bella. Sì, dimmi. Ovvero un sogno che si realizza. Perfetto. Ed è qui. Eccolo qui. Esatto, un cosino così piccolo, chiamarlo cosino è un po' brutto, però diciamo una cosa così piccola, un sogno così grande. Io Sì, vorrei fare vedere. ti rende felice. Esatto, io vorrei fare vedere quello che è il tuo album. Valeria, sono solo storie, album ancora molto molto giovane, diciamo, perché è uscito Perfetto. da poco. Da 2 mesetti, sì, sì. È vero, facciamolo vedere anche all'interno. Dicevo, questo è prodotto ovviamente dalla Blue Music, Dalla Blue Music. ricordiamolo, per qualsiasi cosa lo potete venire ad acquistare proprio qui. Noi ci troviamo in via Stazzone al numero 59 e non solo trovate Valeria, trovate tutti gli artisti che ovviamente sentite durante la puntata, le varie puntate di 30 minuti con. Ma adesso ci concentriamo su questo. Sono 8 brani, giusto? Perfetto, 8 brani 8 brani che di vari artisti differenti. li vogliamo. Sì, come abbiamo detto, i 3 singoli Angelo Mauro. Poi ci sono altri 2 brani di Nino Marchi, Sì, uno di Marco Fabiani, sì. un altro di Davide Arezzi e un altro ancora di Francesco D'Aleo. Perfetto. Senti Valeria, io dicevo, ancora è giovane perché è uscito da pochissimo. Da pochissimo, è fresco. È freschissimo. Quanto tempo è passato dalla prima volta che tu sei salita, diciamo che Su un hai palco? fatto sentire il tuo singolo fino all'uscita del tuo album? Un annetto. Un annetto Sì, all'incirca. Quindi in un all'incirca un anno la nostra Valeria ha diciamo fatto sentire Piano la sua piano, prima canzone. passo dopo passo, siamo riusciti A ad ottenere. costruire. Sì. Questo sempre grazie alla Blue Music, ricordiamolo. Perfetto, sempre grazie alla Blue Music. Io voglio sempre dire una cosa per tutti i cantanti: qualsiasi tipo di domanda, qualsiasi problema, venite qui tranquillamente, perché davvero Nino e Mario sono 2 persone fantastiche che hanno realizzato proprio questa struttura con l'intento di aiutare i nuovi emergenti, i nuovi cantanti, perché sappiamo che la vita oggi magari è difficile e quindi c'è bisogno di un aiuto, e qui sicuramente lo trovate. Oltre che trovare una grande famiglia, sicuro che vi sentite a casa. Sono d'accordo, perché anch'io è come se fossi in famiglia. È vero, poi si instaura questo, sì, tu sì. sei una grande famiglia. Comunque, dopo aver fatto questa parentesi che ci tenevo a dirla, voglio ritornare a parlare delle tue canzoni. Sì. Sono solo storie. Io Sono devo dire solo che storie. il titolo del tuo album è anche un brano. Un brano. Il titolo di un brano, Sì. che è bellissimo. Il brano Sono solo storie, scritto, come dicevo prima, da Nino Marchi. È vero. Ti dico che me ne sono innamorata subito di questa canzone. Già dal primo momento in cui Nino Marchi mi ha fatto ascoltare il provino, io subito ho detto ho detto che il titolo c'è. Mi ha detto sono solo storie, ho detto questo sarà il titolo che porterà il mio CD. Ti è venuto proprio così, Sì, davvero? sì, e poi parlando è uscito Valeria, sono solo storie. Che ci sta benissimo, che poi io ti devo fare anche i complimenti per la copertina dell'album. Grazie. Che è bellissimo. Chi l'ha Grazie. scelta la copertina dell'album? Cioè, nel senso, di chi ha avuto l'idea di realizzare una copertina così? E il fotografo. E tu hai detto sì, bella, mi piace. Sì. E quando l'hai vista era come ti aspettavi o anche meglio? Meglio. Meglio di come Sì, ti sì, sì, aspettavi? meglio. Ecco, dai. Senti, e poi comunque, a parte sono solo storie, hai il brano, e tu mi hai fatto innamorare, che comunque è È la la mia, canzone tua. sì. Hai un brano che tu magari quando devi salire sul palco sei lì pronta per salire e dici no, questa io la voglio cantare, è una di quelle canzoni che vuoi cantare tutte le volte. Sono solo storie. Sono solo storie, niente, questa canzone Nino Sono ha solo fatto storie, breccia. perché è un brano proprio dedicato a noi donne e ce la sentiamo nostra. Un altro brano che sento anche mio è il brano scritto da Marco Fabiani per voi, Sì. perché è un brano che ho voluto dedicare interamente ai miei genitori, perché sono del parere che noi crescendo ci formiamo la nostra famiglia, ma loro saranno sempre il nostro pilastro, che non dobbiamo Le fondamenta. Sì, sì. È vero. Quindi- Sono sempre- così come tu sarai per i tuoi figli, ovviamente, tu e tuo marito sarete le fondamenta, diciamo, Perfetto. per i tuoi figli. Senti, ma se per caso Sì. uno dei tuoi piccoli ti dice mamma, anch'io voglio cantare, tu che fai? Felice. Li farei? Sì. E c'è Lo qualcuno farei a casa proseguire. tra i 3 piccoli? Sì. Chi? Gabriele, il secondo. Il secondo, davvero? Sì, lui ama tutto quello che è musica.
Ma l'hai visto? Magari canta oppure magari ti chiede mamma sai voglio il pianoforte, voglio la chitarra, oppure più sulla musica, appunto sul canto? Canta, però è anche si dedica molto anche sugli strumenti musicali. Vero, è una Sì. gioia secondo me per una mamma vedere un figlio che fa Sì, queste sì, sì, è cose. davvero bello. Bene, bravo a scuola, sì? Sì, sì, Ah, non mi posso va lamentare. bene. Senti, ritorniamo a parlare di Sono solo storie tra un pochino, perché adesso invece ci fermiamo in musica, ci andiamo ad ascoltare un altro dei tuoi brani. Quale facciamo ascoltare questa volta? Sono solo storie. Bella. Torniamo tra poco, sempre in diretta dalla Blue Music. Giurava amore non te lassi più e mo ti restano sulle ricordi. Fate non sbaglio cada tagliato cuore, ma guarda innanzi che c'è sta una vita che è pronta a dirti che non è finita per te. Questa storia non cambia più, sono storie a volte vanno così. Fatti forte, pensa a sorridere, è la forza delle donne che ti scorre nel bene, tu non ti arrenderai, perché st'amore sbagliato non è cominciato, è stato sulle passaggi e proprio tu l'hai incontrato, e dentro cuore lasciato una ferita che ancora ti fa male, mo tempo piano piano si può aggiustare tutte cose e tornerai a nascere. Non preoccuparti, è tutto naturale, se sta male quando sei innamorato, che ti va bene veramente, non ti ascoltava, non ti farà piangere mai, ma se succede, pure che non è amore, l'amore vero non lo fa piangere ora, ma guarda innanzi che c'è sta una vita che è pronta a dirti che non è finita per te. Questa storia non cambia più, sono storie a volte vanno così. Fatti forte, pensa a sorridere, è la forza delle donne che ti scorre nel bene, tu non ti arrenderai, perché st'amore sbagliato non è cominciato, è stato sulle passaggi e proprio tu l'hai incontrato, e dentro cuore lasciato una ferita che ancora ti fa male, mo tempo piano piano si può aggiustare tutte cose e tornerai a nascere. E la forza delle donne, è la forza delle donne che ti scorre nel bene, tu non ti arrenderai, perché st'amore sbagliato non è cominciato, è stato sulle passaggi e proprio tu l'hai incontrato, e dentro cuore lasciato una ferita che ancora ti fa male, mo tempo piano piano si può aggiustare tutte cose e tornerai a nascere. Sono solo storie, ma quanto ci piace questa canzone, Valeria, è bellissima, bellissima. Sì, sì. Tra l'altro so che è anche la tua preferita. È vero, ma è perché è piena di significato, è importante, è una canzone che proprio la senti, è Sì, molto è vero, bella. vero. Siete riusciti a creare una cosa molto bella. E dopo averla ascoltata noi siamo ritornati sempre in diretta dalla Blue Music, 30 minuti con Valeria, grande programma ideato da Nino Marchi e Mario Parisa, ricordiamolo Sì. sempre. Sono solo storie che Sono abbiamo solo appena storie. ascoltato, stavamo parlando e noi lo condividiamo soprattutto con loro, Dimmi. che hai girato da pochissimo il video. Sì, sì, ho appena finito di girare le riprese di Sono solo storie. A giorni proprio A dovrebbe giorni essere- uscirà il video. Raccontami, Perfetto. com'è stato? Un'esperienza bellissima. Ti sei Sì, divertita? sì, mi sono divertita tanto. Pensavi che, cioè, sei stata spontanea, è stato veloce No. oppure sei stata più timidina? No, no.
Ti devo dire che sono stata più timida a fare le foto. Vero? Sì, Davvero? invece con il video sono stata più spontanea, è stata una cosa più facile. Ma come mai questa cosa? Pensi Non lo che davanti alla telecamera, cioè proprio era innanzitutto la sceneggiatura da chi è stata scritta? È da Nunzio Da Mirenda. fotografo, quindi Sì, ok. perfetto. Tu hai letto e hai detto vabbè, amici di specchio, riesco Sì, a sì, fare lui ha questa studiato. cosa? Sì, ha studiato tutto lui e io mi sono adeguata. È davvero uscita una cosa davvero bellina che a breve vedrete. Bene, siamo molto curiosi. Senti, lo raccontiamo quello che stava succedendo, così facciamo sorridere Sì. anche loro, perché noi ce lo siamo raccontato fuori onda. Sì. Però è bello che lo condividiamo con loro. Cosa è successo? E niente, che dove siamo stati a girare, adesso non mi ricordo La perfettamente. zona, ok, Sì. comunque. Però era un castello che adesso era ceduto e io dovevo passare solamente su un piccolo tratto. Sì. Io con i tacchi, giustamente, c'era il pericolo che arriva- mi rompevo qualche gamba. Ecco, non mi fate del male alla mia Valeria, perché altrimenti sono Infatti, appena ho visto il posto, io ho guardato il fotografo e ho detto: Nunzio, tu sei pazzo, io di qua non ci passo. Ma alla fine? Alla fine, dai, Ci tutto sei risolto. passata? Alla fine sì, ha vinto lui. Qua, non È successo vero, niente. anche perché comunque noi donne è un po' diverso rispetto agli uomini, perché gli uomini mettono un paio di jeans, Sì, scarpe da mettono la tennis. scarpa bassa e vanno, no, devono fare il video, sono fighi. Però noi donne ci dobbiamo un attimino mettere un po' di ci tempo. dobbiamo pensare 2 volte. Esatto, quindi magari quando ci portano in questi posti un po' più particolari è un Perfetto. po' più complicato, però alla fine la Però vinciamo. tutto qui, ci siamo riusciti. Siamo donne, giusto? Quindi Sì, alla sì, fine la sì. vinciamo sempre. Ci siamo Andiamo riuscite. dove vogliamo noi. Quindi sta uscendo a 3 giorni, appunto, Sì, a vedremo breve. il video, siamo molto curiosi di questa cosa. I progetti di Valeria. Ce ne saranno di continuare, di lavorare per il secondo CD, Quello... anche se è ancora un po' presto perché è uscito da poco. questo Pian sì. piano, comunque ci si pensa per il secondo CD. Esatto, questo comunque ricordiamo che quando è uscito c'è stata una grandissima festa, quindi sicuramente anche per il... Te la ricordi ancora? Sì, certo, come faccio? Tanto desiderata, tanto Sì, sognata. Il 30 gennaio. Il 30 gennaio, è vero, quel giorno me lo ricordo anch'io, eravamo tutti quanti Sì. presenti. Sei stata contenta di quello che è venuto fuori? Sì, contentissima. C'è stata davvero tanta gente che Sì, è arrivata. davvero. E soprattutto le persone a te ti vogliono bene, perché ti vedono come, cioè, sei così mamma, tenera, dolce, ti fai volere bene. Ed è una cosa molto bella questa. Sì, questo sì, perché devi dare al pubblico, sono loro i primi sostenitori. E guarda, hai detto una cosa giusta, devi dare, perché tu quando sei sul palco non sei messa lì tanto per, ma riesci sicuramente a Devi trasmettere. esprimere, sì. È come, cioè, tu quando canti davanti al pubblico è come quando canti sola, cioè trasmetti sempre queste sensazioni, anche quando sei a casa, che ne so, che stai pulendo, perché le mamme puliscono, stanno con i È vero, io piccoli. durante la giornata, mentre faccio le pulizie, mi metto anche a cantare. E sicuramente trasmetti, perché proprio ce l'hai Sì, nel... però non è come essere davanti a un pubblico. È diverso. Lì dai di più. Ti ricordi ancora la prima volta che sei salita sul palco e hai fatto la tua prima canzone? Te lo Sì. ricordi? Sì. Come ti sei È sentita? stata un annetto fa. Ti devo dire che le gambe tremavano. Sì. Sì. Eri emozionata? Emozionatissima. Però ti devo dire una Però tutto sommato ci siamo riusciti. Comunque ti devo dire una cosa, tra prima ad ora c'è stato un cambiamento pazzesco, Sì. eri molto più timida. Sì, mi è all'inizio. servito Adesso- tanto. Cioè, Devo dire che bello. mi è servito anche tanto perché io sono molto timida. Bene, mi sa che ne vedremo tante con te. Sì. Senti, purtroppo abbiamo finito. Avviciniamoci perché è una prassi questa, ci mettiamo vicine. Facciamo vedere ancora una volta il tuo album, sono solo storie. l'album di Valeria, lo potete trovare proprio qui alla Blue Music, venitelo ad acquistare in via Stazione al numero 59 perché Perfetto. ne vale la pena, è stupendo. Senti, che facciamo? Dobbiamo salutare. Sì, salutiamo. Salutiamo, ricordiamo che il programma andrà in replica sabato, sempre dalle 13:30 alle ore 14, così ci riguardiamo anche noi, Sì, che direi infatti. ci sa, mentre invece siamo in diretta il martedì, sempre dalle 13:30 alle ore 14. Ringraziamo la Blue Music per tutto questo, perché questo programma esiste solo grazie a loro, quindi sempre grazie a Nino Marchi e a Mario Parise. Valeria, io ti ringrazio per essere stata con Ringrazio noi. anch'io tutta la Blue Music, ringrazio te. Grazie a te sempre e continua così, mi raccomando. Sì, Ci ci puoi salutiamo scommettere. Con Inevitabilmente. Grazie a tutti, un bacione, ciao, alla prossima settimana. Amore, ma va bene,
da tutto l'amore, cado sulla mosaira, perché non basterà una vita per tenerti insieme a me. Su nel cielo